Oggi abbiamo accolto qui nella Casa dei Veneti a Palazzo Ferrofini il coro Musincanto della scuola dell'Istituto Comprensivo Grava di Conegliano, ragazzi e ragazze dalla prima alla terza media, un progetto importante del nostro territorio, della Marca Trevigiana, proprio nella settimana della musica, per dare appunto l'opportunità a tutti di conoscere non solo questo coro, ma soprattutto questa che è una settimana importante per la musica, soprattutto per la musica nelle scuole. Ecco, quale occasione migliore che far cantare a questo coro le canzoni, alcune canzoni anche iconiche qui dalla Casa dei Veneti, da Palazzo Ferrofini, appunto per far conoscere a tutti questo progetto così importante, e siamo stati veramente contenti di accoglierli e speriamo insomma di avere anche altre occasioni per incontrarli e sentire questo coro, che è davvero un coro che scalda gli animi. È nato durante la pandemia, quindi nel 2021, in modalità ovviamente online, per dare la possibilità ai ragazzi di avere un'attività extrascolastica diversa. È nato questo gruppo, pian pianino ovviamente siamo riusciti a rientrare in presenza e da lì è nato appunto questo progetto che continuo a portare avanti. Partecipiamo a tantissime iniziative nel territorio, quindi soprattutto in collaborazione con l'amministrazione e con il comune di Conegliano, dove ovviamente è la scuola sede. Siamo una scuola a indirizzo musicale, quindi mancava ovviamente il coro, diciamo, a completare un pochino il quadro musicale della scuola. Dicevo appunto, partecipiamo a tantissime iniziative nel territorio in collaborazione con anche tantissime associazioni, sia combattentistiche d'armi, ma ovviamente associazioni di volontariato. Anche prossima settimana saremo appunto ad un'altra iniziativa legata alla Savano su un progetto appunto ambientale, perché la musica e le canzoni danno sempre la possibilità di poter trasmettere dei messaggi importanti sia a livello sociale che storico. Ecco, quindi insomma per noi oggi è un appuntamento molto bello, molto importante per i ragazzi, poi insomma soprattutto diciamo resterà un ricordo anche di aver visitato il Palazzo della Regione sicuramente.